Il Due Torri gioca bene solamente il primo tempo, nella ripresa non punge più di tanto e la Gattopardo con tanta grinta ed umiltà strappa il pareggio senza gol. E questa in sintesi la chiave di lettura di una partita che il Due Torri avrebbe potuto vincere se avesse concretizzato le tante azioni da rete costruite nei primi 45 minuti. Poi nella ripresa la squadra di casa ha mostrato maggiore determinazione ed è riuscita a portare a casa un punto che fa classifica ed innalza ancora di più il morale dei giovani palmesi. Il Due Torri ha sprecato una grossa occasione per rimanere incollato alla Licata. Gara subito vincente con il Due Torri che inizia con il piglio di una grande squadra, giocata in verticale, cambi di gioco e inserimento dei centrocampisti per provare a sbloccare il match. La Gattopardo soffre, arretra la linea difensiva e non riesce quasi mai a ripartire in contropiede. Il numero 8 biancorosso Danna è il più attivo degli ospiti nei primi 10 minuti. La coppia di attaccanti Craccò ed il neoacquisto calabrese è ben controllata da Lo Giudice e Sireci. Al 20° il Due Torri sfiora il vantaggio con Calabrese che di testa non inquadra la porta. Al 25° ancora su calcio d'angolo i biancorossi falliscono l'1-0 con Craccò e Danna. Il Due Torri attacca sprombattuto ed il gol sembra nell'aria. Al 37° Danna va giù in aria, ma l'arbitro Andrea Zanonato di Vicenza l'ammonisce per simulazione. Nella ripresa la Gattopardo entra in campo maggiormente energica e pressa l'avversario. Al terzo Brunetto calcia male, una punizione dal limite. 60 secondi dopo il Due Torri va vicino alla rete del vantaggio, gran tiro di Guido e pallone sull'esterno della porta. I restanti 40 minuti di gioco sono di una monotonia imbarazzante. La Gattopardo corre tantissimo mentre il Due Torri sbaglia numerosi appoggi per far ripartire l'azione. I portieri rimangono inoperosi fino al termine. I biancorossi spariscono dal campo e solamente al 93° costruiscono l'ultima azione degna di nota, ma Calabrese incredibilmente fallisce il gol della vittoria così. Mamma mia, se l'è mangiato.